Un fiume di studenti invade Venezia, manifestazione di protesta contro la riforma del ministro Gelmini, in piazza anche i ricercatori. Tutti e ben ritrovati con le notizie del telegiornale del Veneto. Proteste degli studenti delle scuole medie e superiori in tutta la regione contro la riforma del ministro Gelmini, una manifestazione a carattere regionale. Partecipati cortei in tutti i capoluoghi di provincia, migliaia di giovani nelle piazze controllati a vista dalle forze dell'ordine, e a Venezia l'imponente sfilata di tanti ragazzi tra il deluso e l'arrabbiato è stata seguita dagli inviati Luca Colombo e Paolo Colombatti. Questo caschetto è per simboleggiare la ricostruzione della scuola pubblica che noi vogliamo fare. Quell'elefantino sulla nostra bandiera rappresenta la determinazione. Decisi, tanti, colorati in corteo a Venezia, alunni delle scuole superiori, quelli che si riconoscono nel movimento studentesco vicino ai disobbedienti e nella rete degli studenti medi legata da un patto sindacale alla CGIL. Protestano contro la riforma scolastica del governo, manifestazione nazionale, nel giorno dello sciopero proclamato dalla CGIL nella scuola con Unicobas e USIAIT e all'università. Non si può fare una riforma senza investire dei soldi. I tagli sono sicuramente un modo per tornare indietro e non per costruire una scuola nuova. Sono stati spesi 15 miliardi per comprare 130 cacciabombardieri che non serviranno. Non credete che una riforma della scuola efficace debba ripartire in qualche modo dagli insegnanti, dalla loro formazione, debba restituire loro un ruolo sociale, riconoscere, premiare il merito, la competenza? Stiamo cercando una condivisione con gli insegnanti. La nostra idea è che una riforma seria della scuola e non i tagli che ci stanno rifilando deve partire da chi la scuola la vive. Vogliamo far sentire la nostra voce, insomma. Messaggio agli insegnanti? Manifestate anche voi, perché anche voi siete nella stessa situazione nostra, insomma. Di che cosa ha più bisogno la scuola? Sicuramente tagliare i fondi come stanno facendo in questo periodo non aiuta. La scuola ha bisogno che eliminino i precari, che ci diano molte più ore di laboratorio. Una scuola migliore dove si cerca anche di rendere i ragazzi più felici nel venire a scuola e un ritorno a casa a un orario decente. Sono emozionato veramente perché mi ricorda i tempi, vederli così tanti mi fa veramente piacere, perché hanno una voce, ci vogliono, sono il nostro futuro questi ragazzi. Che ci sia dietro un'argomentazione seria e anche uno studio di quello che è la riforma da fare. Messaggio ai genitori che magari sono a lavorare anche per voi? Che ci sostengono sempre e se siamo qua è anche grazie a loro. Decine di migliaia di studenti in 80 città italiane protestano contro i tagli alla scuola, tensioni a Milano. E questa è stata la mattinata della protesta contro i tagli alla scuola, all'università, alla ricerca. In piazza in 80 città italiane studenti e precari, e anche stavolta ha funzionato il tam-tam diffuso su Facebook. In piazza infatti decine di migliaia di studenti e non solo. Da Roma Alessia Gizzi e da Milano Francesca Levorini. Andiamo verso il Ministero! A Gelmini, sei pronta? Abbiamo dato il buongiorno al Ministro, all'alba abbiamo detto al Ministro che loro sono l'incubo e noi siamo la sveglia. Un blitz all'alba per dare la sveglia al Ministro, poi tutti in corteo, 30.000 gridano gli organizzatori, molti meno diranno le forze dell'ordine, ma non conta, oggi qui conta solo essere uniti. Studenti delle scuole medie, delle superiori e universitari sfilano e urlano le loro ragioni assieme a professori e ricercatori. Noi siamo entrati il primo giorno di scuola col caschetto giallo in testa contro l'istruzione della scuola pubblica che questo governo sta attuando. Ci hanno lasciato le macerie delle nostre scuole, ma noi non possiamo accettarlo. È per questo che anche oggi abbiamo invaso le città d'Italia, più di 100 cortei, le scuole sono vuote. Questo va a vedere come chi la scuola la vive non è d'accordo a questa riforma, che non sono altro che tagli. Siamo praticamente allo stremo, la ricerca si fa con mezzi pressoché inesistenti. La cosa che non si capisce è perché si vuole affossare l'università pubblica. Prigionieri di una scuola fatiscente stretti in classi sovraffollate dietro le sbarre senza la speranza di un futuro. Per questo sfilano con le divise dei carcerati, ma sotto il ministero spezzano le catene dell'ignoranza. Ministro, buffone, la faccia del balcone! Slogan vecchi, minimizza la Gelmini, quelli che manifestano vogliono solo mantenere lo status quo, bisogna avere il coraggio di cambiare. Siamo molto più determinati di prima per bloccare il DDL, per cambiare, per avere soldi per l'università e la scuola e la ricerca e per fare soprattutto mandare a casa questo governo.
Beh, oggi No Gelmini Day, l'avevamo detto, saremmo stati tanti e questa è la dimostrazione. Abbiamo intenzione di essere determinati quest'autunno come gli altri, ma ancora di più. Trovo che sia una manifestazione giusta e quindi ho accompagnato il figlio. Ci tocca anche come insegnanti partecipare alle manifestazioni degli studenti per denunciare questi tagli. Striscioni colorati, slogan e qualche fumogeno. Migliaia di studenti, insegnanti e precari insieme oggi in piazza Milano per il No Gelmini Day. Un lungo corteo tra le vie del centro, perché a quasi un mese dall'inizio dell'anno scolastico, dicono, i tagli sulla scuola si vedono e non è che l'inizio. La scuola è ripartita nel caos più completo a seguito delle 2 ondate di tagli firmati Gelmini. È in arrivo la terza e già le scuole non sanno più come trovare i professori dopo i licenziamenti dei precari, non sanno più come pagarsi le supplenze, come permettersi i laboratori. Con un aumento degli alunni per classe, che addirittura mette un po' a rischio la sicurezza delle strutture, con il taglio soprattutto io penso al sostegno quindi alle famiglie che hanno ragazzi disabili. Si spendono dei soldi per cose inutili. Questo progetto Allenati per la Vita sono 12 pagine in cui si parla di pattuglie e si parla di giovani e cadetti, ma noi dobbiamo insegnare a scuola la cultura della pace, non spendere soldi per la cultura militare. Più in là, fuori dalle fila, un altro corteo non autorizzato. Parte dall'università statale, si parla di scontri, di cariche con la polizia. Sono volate manganellate, riferirà più tardi un docente, ma per fortuna nessun contuso.